Buddy, le scorse 2 settimane sono state proprio fantastiche, né? Iniziamo a fare la conoscenza del Piemonte accompagnati dal mitico Silvano che ci conduce nella Valle Cannobina tra risate e vino fino al bellissimo santuario di Re. Dopo la Val Vigezzo ci dirigiamo verso nord, sotto un sole che spacca le pietre, fino all'accogliente paesino di Cima al Motto. Il giorno dopo piove interrottamente fino al nostro rientro in Italia. Immersi in un paesaggio da saga fantasy, scendiamo in Val Formazza, dove ci accoglie la comunità Valser. Nella tappa successiva, le splendide acque del lago Vannino splendono sotto di noi, prima di arrivare all'incantevole borgo di Crampiolo e al magico lago delle Streghe. Mentre fuori imperversa il diluvio universale, Achille e la sua ciurma tengono alto il morale nella loro baita. In una giornata di vento e sole riprendiamo il nostro cammino verso l'Alpe Veglia. È una tappa infinita che mette alla prova le nostre gambe, ma le risate e la bella compagnia rendono tutto più semplice e col sorriso arriviamo al rifugio Crosta. Dopo una sosta nella piccola Varzo affrontiamo il temibile passo di Variola. Durante la discesa conosciamo Luigi, un pastore locale, una vera sagoma che ci offre un buon caffè. Giunti in Valbognanco scopriamo Bocco di Pinta, un borgo meraviglioso, promosso dall'instancabile Tino. Riprendiamo verso il nuovissimo bivacco di Camposecco, posto al cospetto della maestosa e omonima diga. Immersi nella nebbia e nelle luci magiche dell'alba, percorriamo i 3 chilometri del tunnel Enel che ci portano al lago di Cingino. Rivediamo finalmente il sole in Svizzera, di fronte ai primi giganti delle Alpi, che si scrutano mentre risaliamo verso Passo Moro. Scendiamo verso Macugnaga al cospetto del Monte Rosa. La prima parte di Piemonte si conclude ad Alagna, accolti dal mitico Piero Carlesi. Adesso arrivano le Alpi occidentali, le più alte. Riusciranno i nostri prodi a superare le loro insidie? Guaio, quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Scacco matto!